che vorrà indicare due parole sul testo. Una poesia che ha scritto dopo un viaggio a Dachau, quindi è un modo diverso, se vogliamo, di fissare le emozioni derivanti dalla visita ad un posto come Dachau. Le ragazze lo hanno fatto attraverso immagini, attraverso le scritte, attraverso il loro racconto. Il signor Tosco invece lo ha fissato con dei versi. Buongiorno a tutti voi, al sindaco, agli assessori, al preside e in modo particolare a tutti voi studenti. La mia poesia chiude questa manifestazione così ben organizzata dall'assessore alla cultura Invernizzi e dal presidente della biblioteca comunale, professoressa Di Bari. Dicevo, questa poesia è nata da un viaggio fatto circa 30 anni fa, quando avevo la vostra età. Sono emozioni, turbamenti, che hanno lasciato segni indelebili nella mia mente, nella mia anima. Dachau, cittadina tedesca situata nella Baviera, è il primo campo di sterminio, partorito dalla follia dell'uomo, che purtroppo spesso ricorre nella storia dell'umanità. Dachau, questo campo, strumento di morte, mi ha lasciato sensazioni profonde che ho voluto fissare per sempre sul foglio di carta. Ho voluto con questa poesia dire come un campo di calma, sede, come dire, strumento di vita, possa diventare una tomba per circa 35.000 morti, per la maggior parte ebrei. Io ho fissato nel nome di Maria uno dei tanti bambini morti in questi campi di sterminio. E quindi lascio la parola a Carlo Ferrara con la sua splendida voce. Sui morti calati nella terra le piante crescono alte e i mostri smisurati erano i cavoli di Dachau. Non c'è pietà per i morti, lettere e numeri muti. Sangue di un padre mai visto, di morti coi quali divisi i miei giorni. Potessi udire una voce. Prometeo, dov'è? Vuoi fermare la morte, il tuo pallore di bambola? Maria, morta giovinetta. Vuoi lanciare un urlo di tuono alle radici del cielo? Ma solo la mia impotenza è potente come Meteo, come Prometeo. Altre illusioni di uomini illusi, cui solo è conforto un monologo su un marmo